Buongiorno, sono Omar, assieme a Simone gestisco il Rifugio De Gasperi. Questo è il terzo video del cosa fare al Rifugio De Gasperi. Oggi vi accompagno sulla Torre Sappada, un satellite del Club Grande, che è la montagna principale del gruppo alle mie spalle, una salita che presenta un sentore alpinistico che si comincia ad andare sul secondo e terzo grado, una salita completa di grande soddisfazione. Quindi dopo nel seguito vedrete cosa ci aspetta. Nuovamente alla base del parete, invece che andare a destra come l'altra volta si gira a sinistra, rasentando le rocce e inoltrandosi poi nel successivo vallone. Eccoci rientrati al De Gasperi, quindi la salita della Torre Sappada è una salita di stampo alpinistico, presenta dalla Forcella Alta in poi per arrivare verso la cima dei passaggi di secondo grado, sono presenti delle attrezzature che servono alla progressione, non ci sono cavi, ci sono delle doppie attrezzate lungo il rientro per agevolare la discesa. Le tempistiche dal De Gasperi alla cima della Torre Sappada, calcolare circa un'ora e mezza, 2 ore in base al proprio allenamento e alle proprie capacità. È comunque una salita che, nonostante la parca frequentazione, secondo me meriterebbe veramente una notorietà maggiore, perché si raggiunge una guglia che ha un punto di vista panoramico eccezionale e un posto molto bello. Ciao!